Ma vieni un po' che siete a tirare gli usai in da sta squadra, cioè con Lozano, Elmas, Zielinski, Politano da tirare gli usai. Amici bellini, I'm not ready at all. I'm still sleeping and when I wake up, quando mi sveglio che non sono pronto, penso in inglese e non mi trovo. Meret, con la squadra che poi pressa più in alto, per questo gioca Maksimovic probabilmente. Non lo so, metto le mani avanti. Voi che state guardando lo sapete già, quindi lasciate un like preventivo, non lo so, fate vobis. Vedi, la verticalità, il gol più veloce del mondo. Il gol più veloce del mondo, la verticalità di Demme. Amore, amorissimo. Demme, con Diego Demme io arrizzo. Lozano che dà una mano. Lozano. Così, no, ma così bisogna cominciare. Guarda Lozano come corre. Così, no, ma così bisogna cominciare, se no mi sento male. Ma comunque mi sento male. Penso che il gol di Leao fu più veloce, però qua siamo lì, voglio dire. Non abbiamo fatto niente, 0-0, niente, non abbiamo fatto niente. Dai, piede sta palla, Lozano, bravo Zielinski, vai, solo tu. E dai. Oh, tiro porto, ma perché? Qua se ti butti a terra, secondo me questo è il bravo ragazzo che non si butta mai a terra. A mano in coppa a spalla, ti butti, ti rotoli, gridi come un dannato e vediamo che succede. Bravo Demme, mamma mia, che mostro. Diego Demme, aiutaci tu. Io l'ho detto nella canzone. Mamma mia, Maksimovic, che avevi fatto, mamma mia. Io vedo Insigne ancora provato, provato psicologicamente, fragilemente al memolace. Serve il 100° gol, altrimenti il ragazzo non si sblocca. Lo vedo proprio soffrire nei gesti, nelle cose. Sbuffa. Bravo Lollo, bravo. Va bene, ti stai cercando la posizione, non per forza là dietro, va bene. Dai, ce l'hai Demme. No, a cui da Lozano. Però bravo Demme per riempire l'aria. Sono usciti bene, giocano bene a calcio questi. Un'azione bellissima. Applausi agli avversari. Si possono fare gli applausi agli avversari? Sì, si possono fare. Che ci fa Insigne Log ad aiutare? Ok, ma eccolo, la classica spondina di Petagnone. Oh, Zielinski, che meraviglia che è Zielinski. C'è Osimhen! Ciao! Maronna, mi stiamo facendo un gol, un mostro Demme! Mamma mia, quanti più! Mamma mia, Maksimovic, eccolo là! Zaccagni, meno male che ha avuto il piedino della paura che potevo dire a stessi. Perché dobbiamo rischiare? Questa è la squadra che pressa di più in Serie A. E poi uno dice che bello il movimento di Usai. Peccato che poi gli mancano tutti gli altri fondamentali. Lo vedi il pressing alto che non permette il passaggio? Lanciamo su Petagnone. Non ti preoccupare che Petagnone se la lotta. Lo vedi che io lo dico prima. È fallo però lo. Mamma mia. Che poi tra l'altro lui da solo lì è inspiegabile, perché loro si sono mossi dalla difesa e quindi noi dovevamo stare a difesa schierata, non è così. Ma il Verona gioca molto bene, gioca meglio di noi. Si può dire? Si deve dire. Pareggio giusto. Cioè qua è rimasto solo qualcuno di Lorenzo, giusto? Di Lorenzo. No, anche tu non simulare niente, ma proprio veramente poca roba, non simulare. Io me la prendo non solo con gli altri giocatori, anche con i miei, non simulare. Mamma mia, e con l'assist di Usai, perché capisco il primo cross, ma l'assist di Usai proprio per loro no. Maronna mia, che peccato. Va bene, io direi che è arrivato il momento di lasciare un like, perché l'avevamo vista prima. Non solo io che vi ho detto il fatto di Meret, anche voi amici bellini lo sapevate già che andavamo in difficoltà, che saremmo andati, che fossimo andati, vabbè, niente. Dai Baca, provaci. Uno che ci prova. Da Trasipolitania. È l'unico. Mamma mia, quanta gente che c'è in aria.
Impossibile, è impossibile. Questo è il tiro della frustrazione. Ti rendi conto che non trovi spazi, non trovi movimenti senza palla. È impossibile, non c'è. Quello che marca Lozano deve essere ammonito. Avete salvato Di Marco, adesso ammonisci il nuovo. Ma è l'unico, Lozano è l'unico che crea il pericolo, ragazzi, è l'unico. Bisogna giocare solo su di lui. Ci sta Mertens al posto di Insigne, ci sta tutta. Sta proprio male, psicologicamente, sta proprio malissimo. Dai Dries, fammi vedere. Mamma mia, che bel gol che ha fatto il Verona. Che bel gol che ha fatto il Verona. Mamma mia, che bel gol che ha fatto il Verona. E questo va per quelli che dicevano ieri il Napoli deve approfittare del passo falso del Milan e dell'Inter. Ma che approfittare? Ma che volete approfittare? Voi state ancora pensando allo scudetto. Noi dovevamo rispondere all'Atalanta e alla Roma e non rispondiamo. E ce ne scendiamo al 7° posto. Ma approfittare. Voi state ancora pensando a approfittare. Non avete ancora capito. Vai Lozano, vai, vattene solo tu. No, Petagna, sveglia però. Dai, te ne sei andato. Dai, che adesso te ne sei andato. È lo solito assist, Mertens. Maronna mia, Osimhen. Però perché hai tolto a Demme e non hai tolto a Bakayoko? Ne dobbiamo parlare live. No. Io sai però, ma perché stai giocando tu? Io non me la prendo con te, ma perché stai giocando tu e non un altro? E non Palmieri e non un altro? Io non dico culapa perché sarà morto. Coppa Instagram, ma perché stai giocando tu? Dai Lozano, dai. Ah! Madonna santa! Avete notato, no? Che ha spostato Politano a sinistra per fare qualche cross, eventualmente. Bravo Mertens per Politano. Qualcuno ha dato il rapporto, però. Non moscio, forte. E la chiudiamo qui? La chiudiamo qui con Di Carmine. La parata di Meret, ma non è finita. Ancora il chip ed è finita qui. Benissimo. Zaccagni, perché Zaccagni in onore di Napoli, giustamente, se tu te lo devi comprare prima, non per l'anno prossimo. E questa è di Mertens, giusto per essere precisi. Stanno trasendo i forti mentalmente, Bobotta ed Elmas. No, anche Gattuso è completamente in confusione. Ma vieni un po' che sia da tirare gli usai in questa squadra. Cioè con Lozano, Elmas, Zelischi, Politano da tirare gli usai. I miei applausi agli avversari che giocano bene, lo sapevamo già da prima, non è che l'abbiamo scoperto adesso. Il Napoli gioca male e merita la sconfitta. Sono proprio curioso di sentire cosa dirà Gattuso, perché ne dobbiamo parlare in live, ovviamente adesso. Vai. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, poi c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.